Nuova stagione in casa Mistral Carini, siamo qua con Mister Toti La Bianca, per te un approdo dopo un lungo cammino. Intanto partiamo dall'inizio, come hai trovato questa squadra e come è iniziata questa tua avventura qui? Intanto ringrazio la società per avermi cercato alla fine della passata stagione e ho accolto con il mio solito entusiasmo e la passione che mi accompagna da tanti anni. Il progetto è un progetto ottimo, ovviamente la società è ambiziosa e mi ha messo subito a disposizione un roster importante e sottolineo anche uno staff di tutto livello e abbiamo tutto per fare bene. Tu l'anno scorso sei stato protagonista sulla panchina del Monreale, hai già affrontato questa categoria con un'altra matricola. Come si affronta, anche dal punto di vista della gestione dell'energia della settimana, una stagione in Serie B? Allora, vengo da 2 anni fatti di campionato nazionale a Monreale, due stagioni difficili, complicate, ma che hanno portato a due salvezze meritate. E si affronta una stagione, penso, completamente diversa perché comunque gli obiettivi sono quelli di fare un campionato di vertice, tanti ottimi giocatori, devo dire professionisti, che si sono messi subito a disposizione, fra quelli che già conosco perché insomma li ho avuti già a Monreale, gli ottimi elementi che hanno conquistato l'anno scorso la promozione con il Carini e che fortunatamente sono stati tutti riconfermati, e poi altri importanti innesti di spessore come i due portieri, quindi Uriel Listro e Giuseppe Giglio, e lo straniero Dopico che abbiamo avuto fin dall'inizio, che è stato protagonista l'anno scorso, è stato uno dei migliori stranieri della categoria C1, proveniente dal Mazzara, che non a caso è stata la squadra che si è conteso il titolo fino all'ultima giornata con il Carini, e poi l'ultimo arrivato che stiamo insomma provando, che è Michael Rivera, quindi un roster di tutto spessore. Difatti hai quasi detto tutto tu. Chiudiamo parlando un po' di quello che è il girone con tante siciliane. Si comincia subito forte con una trasferta molto impegnativa contro l'Adrano. Come vedi questa stagione di Serie B? Allora, devo dire che è un girone strano perché abbiamo tante neopromosse ripescate che insomma hanno voluto insomma chiedere la partecipazione nella massima categoria. Una di queste la affrontiamo subito alla prima giornata, che è il Città di Adrano. E poi della passata stagione, che comunque sono società che già conoscono bene la categoria, abbiamo la Cirreale, che sicuramente farà un campionato di vertice, l'Arcobaleno Ispica, che comunque l'anno scorso si è salvata all'ultima giornata, ma conoscendo la piazza e insomma quel lato della Sicilia non c'è da stare tranquilli quando si va lì a giocare, comunque per le squadre che costruiscono. E poi il Villauria, che diciamo che come società si è rinforzato facendo questa fusione con chi è rimasto appunto del Monreale della passata stagione, ed è comunque una palermitana sempre, diciamo, considerando anche il settore giovanile, da temere. Poi ci sono le tre calabresi, di cui si dice un gran bene di una delle due di Soverato, però questo lo scopriremo strada facendo. Noi non ci possiamo nascondere, però sappiamo che fin da sabato sarà una battaglia su ogni campo, sia fuori che dentro, perché insomma ci accreditano come una delle papabili protagoniste, e quindi quando è così noi tutti, società, staff e giocatori, sappiamo che ce la dobbiamo andare a sudare dovunque.